Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi ci troviamo con il presidente dell'Associazione Veneta Avicoltori, Ezio Berti. Grazie Buongiorno. Presidente per essere venuto qui a trovarci Grazie oggi. a lei. Oggi quindi parleremo del settore avicolo. Ricordiamo che l'Italia è il quarto paese in Europa per importanza e la regione Veneto è la prima regione italiana e stiamo parlando del settore avicolo. Per quale motivo l'avicoltura in Italia e nel Veneto in modo particolare è così importante? L'agricoltura in Italia è importante e soprattutto nel Veneto perché è un settore dell'agricoltura che è molto Forte, forte, sviluppato. sviluppato, sì. Diciamo che parte negli anni 60 con l'inizio dei primi commerci e mercati dell'avicolo per poi ampliarsi e sviluppare una filiera, attualmente una filiera verticale che mette in corrispondenza le ditte succidanti con i succidari. Le ditte succidanti sono le agroindustrie che si sono sviluppate nel settore avicolo, il succidario sono gli allevatori che appunto mettono a disposizione le proprie strutture per allevare in maniera più performante gli animali. Certo. Ricordiamo che nel Veneto è un settore importante, bastano anche pochi dati, stiamo parlando di 750 Esatto. milioni di euro del valore della produzione, no? Sì. E poi invece per quanto riguarda il numero delle aziende? Il numero di aziende, abbiamo 1400 aziende avicole tra produzione di tacchini, polli da carne e allevamenti di ovaiole e diamo lavoro oltre appunto agli allevatori a 25.000 persone tra allevatori e indotto, trasportatori, trasformatori eccetera. E 500 milioni anche 500 di milioni capi. di capi macellati all'anno solo per quanto riguarda la regione Veneto. Quindi un comparto davvero molto importante a livello nazionale, ripeto, quarti in Italia e a livello regionale Veneto primi appunto nel nostro paese. Esatto. E come stanno andando i consumi? I consumi stanno andando bene, positivamente, siamo arrivati a 20,4 kg di carne bianca pro capite e quindi diciamo è una carne che si presta bene ad essere a tutte le diete che possono essere degli atleti, dei bambini o anche degli anziani, a tutte le età e diciamo per la sua caratteristica di essere facilmente gestibile sta portando un notevole sviluppo per quanto riguarda i prodotti della quarta gamma, le fettine impanate, i prodotti pronti e che le massaie diciamo di adesso le utilizzano molto più spesso perché appunto non hanno sempre i tempi sempre più tirati dati dal lavoro sempre più. E i consumatori come condizionano? Il consumatore è molto sensibile a queste dinamiche e infatti ci chiede e la filiera si adatta notevolmente a quelle che sono le richieste del consumatore. Attualmente stiamo allevando senza l'utilizzo degli antibiotici in quanto c'è stata una massiccia campagna di riduzione dell'utilizzo degli antibiotici in allevamento e questo per evitare appunto l'antibiotico resistenza e abbiamo visto che l'animale se cresce e viene allevato in ambienti controllati sia per quanto riguarda le temperature, la CO2 e l'ammoniaca, è un animale che è sano e quindi non è soggetto sempre meno all'utilizzo di antibiotici. Ascolti, ma e come fa il consumatore ad essere certo che in quell'allevamento non sono stati usati degli antibiotici? Allora ci sono dei controlli fatti sia dalla filiera, quindi dall'agroindustria, sia dalle USL. Noi abbiamo in Italia 4.500 veterinari del servizio animale che controllano a campione sia nei macelli sia nei mangivifici e in tutta quella che è la catena della filiera le varie parti.
e per dirle un dato, l'anno scorso su 8.500 analisi fatte nessun risultato negativo è stato fatto per quanto riguarda l'utilizzo degli antibiotici. Quindi vuol dire che c'è una rete di protezione che funziona. Esatto, in Italia diciamo, abbiamo una rete di protezione che funziona e mi sento di garantire al consumatore che la carne avicola italiana è la più controllata a livello proprio nazionale. Però immagino che non sempre le cose vanno bene e succede che in qualche allevamento qualche malattia si sviluppa. In quel caso come ci si comporta? In quel caso c'è sempre a disposizione il servizio veterinario sia della filiera che anche dell'USL, però il primo approccio è con il servizio veterinario della filiera che non dico quotidianamente, periodicamente viene a visita all'interno dell'allevamento, controlla come stanno gli animali e se ci sono delle problematiche si va a vedere il tipo di problema che si sta attuando e il servizio veterinario si adopera per cercare di risolvere la situazione. Certo. Come per esempio nel caso dell'aviaria, quindi quando stiamo parlando di emergenze molto molto importanti, il sistema di allarme si mette in moto. Infatti il sistema di allarme si mette in moto sia a livello nazionale, noi abbiamo infatti l'istituto, il CREV, l'istituto di riferimento per l'epidemiologia, che è proprio qua nel Veneto, e che fa da referente a livello nazionale su tutti questi aspetti di influenza aviaria, soprattutto influenza aviaria, recepiscono gli alert anche a livello europeo e quindi sanno già le possibili contaminazioni attraverso i migratori che possono esserci all'interno del nostro territorio. Questo viene divulgato a livello locale dalle ASL provinciali e locali e quindi anche noi siamo sempre attivi come allevatori con il sistema di biosicurezza, però quando ci sono questi alert dall'esterno aumentiamo ancora i livelli di biosicurezza all'interno degli allevamenti. Certo, quindi la carne italiana, carne avicola italiana e veneta, siamo sicuri di quello che mangiamo, stiamo tranquilli. E la carne che invece è la carne avicola che arriva dall'estero, come si mette? Ecco, diciamo che l'aspetto, il settore avicolo sta prendendo piede molto anche nei paesi emergenti e anche nei paesi dell'est. È chiaro che negli altri paesi hanno regole diverse da quelle che sono le regole europee e in particolare le regole italiane, perché la filiera avicola è l'unica filiera a livello europeo e quindi siamo gli unici in Italia a avere una filiera verticale con tutti i controlli dal pulcino al mangime alla carne finale. Mentre negli altri paesi purtroppo, soprattutto quelli extraeuropei, le norme sono diverse. Possono esserci delle importazioni di carne da parte di alcuni stati europei che in qualche maniera la immettono sul mercato europeo definendola europea quando europea non è. Certo. Ci sono questi cavilli che purtroppo noi stiamo battendo come a livello nazionale per avere un'etichettatura chiara a livello europeo di quello che è la provenienza della carne, in modo che il consumatore sappia distinguere se vuole la carne brasiliana o la carne italiana e poi lo mette nelle condizioni, deve metterlo nelle condizioni di decidere sì, io voglio spendere qualcosa in più per avere la carne sicura italiana oppure mi accontento di prendere la carne brasiliana, per dire un nome, oppure ucraina, che sta andando molto in evoluzione e quindi una tracciabilità della carne deve essere una cosa da poter fare a livello europeo. E la tracciabilità è sufficientemente chiara, cioè il consumatore può distinguere dall'etichetta chiaramente da dove arriva la carne? Nell'etichettatura italiana c'è inserito il codice di allevamento per quanto riguarda le carni avicole, il codice di allevamento, quindi dove ogni azienda ha un codice identificativo e viene inserita nell'etichetta la provenienza dell'animale.
la provenienza del macello, dove è stato macellato, e quindi questi due dati possono indicare, oltre la bandierina dell'Italia, a indicare al consumatore che il prodotto è fatto e allevato e macellato in Italia. Cosa che invece negli altri stati membri, anche europei, e anzi stanno facendo un po' una campagna contro l'etichettatura per poter avere le mani libere, per poter fare i giochetti. Gli allevatori avicoli possono dirsi soddisfatti per come stanno andando le cose o quali sono i margini di miglioramento? Gli allevatori avicoli sono soddisfatti attualmente del loro reddito, del loro lavoro, perché è un lavoro che nonostante ti impegna giorno e notte, perché con i sistemi d'allarme, le centraline, sei sempre in stand-by, diciamo, però è un lavoro che piace, che dà soddisfazioni, c'è sempre margine per migliorare, è infatti notevolmente innovativo, perché basti pensare che la tecnologia si sta inserendo in maniera preponderante negli allevamenti per i controlli ambientali degli allevamenti, e quindi diciamo è un settore che è a margine di crescita ancora. Benissimo, Presidente, noi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, la ringrazio per essere stata Grazie con a noi voi. oggi, un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima settimana. Grazie, arrivederci a tutti gli ascoltatori. Grazie.